La chiesetta degli Alpini, datata 1875 e dedicata a Santa Maria Ausiliatrice, è situata a Milies, un borgo la cui attrazione turistica è costituita dalla semplicità e dalla posizione appartata. La chiesetta è stata costruita quasi sicuramente su una preesistente cappella e si è salvata dai bombardamenti della Prima Guerra Mondiale. Durante il restauro del 2016, promosso da un gruppo spontaneo denominati Amici di Milies, all'interno sono stati riportati alla luce degli antichi dipinti sul soffitto e sulle pareti. All'esterno, posta in una nicchia sopra la porta d'ingresso, vi è una bellissima statuetta in pietra raffigurante Santa Lucia, che potrebbe risalire al XII secolo. Quando sentiamo San Valentino, subito pensiamo alla festa degli innamorati. Ma prima di tutto era il santo protettore dell'epilessia. Quando si arriva a Stramare, il borgo più piccolo del comune, sembra che il tempo si sia fermato ad almeno un secolo fa. Qui tutto appare in miniatura, e così anche la chiesa, che ha una particolarità: la navata rotonda e il presbiterio rettangolare. Più vicina al centro del paese sorge la nuova chiesa parrocchiale di Santa Lucia, curiosamente separata dal campanile, che sorge invece in cima a un'altura un centinaio di metri più in là. Frugando nel passato di questa chiesa resta impressa una foto dell'interno dell'edificio scattata alla fine della Prima Guerra Mondiale. La chiesa distrutta quasi completamente, ma l'antico altare della Pietà praticamente illeso. Santa Lucia è elencata nella decima papale del 1297, ma è citata ancora prima, nel 1259, sul testamento di Guglielmo Guicciardini, il benefattore che ha lasciato i suoi beni per costruire l'ospedale di Valdobbiadene. Fu consacrata il 21 gennaio 1449, ma è stata più volte ristrutturata e ricostruita nel corso dei secoli. Il Barbarigo, durante la visita pastorale del 1488, la trova già in ristrutturazione. Nel 1855 venne riedificata dalle fondamenta su progetto di Giuseppe Segusini. Di suo c'è da segnalare l'altare della Madonna, opera in marmorino di Giuseppe Segusini. Gli altri dipinti sono tutti di recente fattura, del XX secolo. Gli ultimi sono stati realizzati da Sergio Favoitin in occasione del Giubileo del 2000.